Amici di Calciopoli 24, benvenuti, nuovo appuntamento con Recap, insieme vedremo un po' quelle che sono state le notizie di giornata. Buonasera da Alessandro Marrazzo, ringrazio ovviamente Emanuele Bernardo in regia. Aprirei subito, se andiamo al touch, caro Emanuele, con la novità, cioè il Napoli è arrivato in Turchia, l'aereo con il codice 1926, per coincidenza, un dato curioso, è appena atterrato ad Antalya. La notizia ovviamente ci è riportata dai nostri inviati in Turchia, Claudio Russo e Manuel Guardasole. Il Napoli è arrivato all'aeroporto di Antalya in Turchia, parte il ritiro del club azzurro in vista di queste prossime settimane. Il Napoli è appena atterrato all'aeroporto di Antalya in Turchia, inizia ufficialmente il ritiro invernale della SSC Napoli, che si preparerà con un nuovo programma in vista della ripresa del campionato di gennaio. Una curiosità: l'aereo del club azzurro col flight number 1926, codice che può essere scelto, quindi probabilmente sarà stata anche una scelta della società. Detto questo, per completare le informazioni per quello che riguardano proprio il ritiro invernale del Napoli, andiamo a vedere anche quelle che sono le date e gli orari delle amichevoli del Napoli in Turchia, che sono state ufficializzate questo pomeriggio. Allora, date orari amichevoli del Napoli in Turchia. Sono state ufficializzate le date e gli stadi delle amichevoli del Napoli in Turchia. La prima partita contro la squadra turca dell'Antalyaspor si giocherà al Corendon Airlines Park, poi l'altra amichevole di prestigio con la squadra inglese di Premier League al Regnum Caria. Antalyaspor Napoli quindi il 7 dicembre alle ore 20:45 al Corendon Airlines Park, e l'11 dicembre alle ore 18 invece Napoli Crystal Palace. Queste quindi le date e gli orari ufficiali della tournée turca del Napoli. Detto questo, andiamo anche a vedere quelli che sono stati i convocati del Napoli per questa tournée turca. Ci sono Spalletti chiama 6 calciatori della primavera. Andiamo a leggere quelle che sono state le convocazioni ufficiali. 4 portieri: Idasiak, Marfella, Meret e Sirigu. I difensori saranno Barba, un giovane, Di Lorenzo, Yusai, ovviamente Daniel Yusai, cugino di El Sedisai, giocatore della Lazio ed ex Napoli, Juan Jesus, Mario Rui, Ostigard, Rachmani, Zanoli e Zedadka. A centrocampo Diego Demme, Elmas, Gaetano, Iaccarino, Marchisano, Lobotka, Ndombele, Spavone e Zerbin. In attacco Kvaratskhelia, Osimhen, Politano, Raspadori, Russo e Simeone. Chiudiamo quindi quello che è il capitolo dedicato alla Turchia e andiamo a vedere il nostro primo piano, che è una notizia che ha davvero del clamoroso di questa mattina, riportata dai nostri colleghi di Milano Finanza. Secondo quanto riportato da Milano Finanza, sul dossier Napoli ci sarebbero diverse attenzioni da parte di fondi e non solo. Dopo gli interessamenti a stelle e strisce, l'ultima bomba di mercato riporta di un investitore messicano molto interessato al club di De Laurentiis. Si legge: sul piatto ci sarebbe pronta un'offerta da quasi 1 miliardo per convincere il produttore cinematografico a cedere. La SSC Napoli ha chiuso il bilancio del 2021 in rosso di 58 milioni di euro, con ricavi a quota 228 milioni, ed è da capire quale sarà la prossima strategia di De Laurentiis per il suo club. Proprio il numero 1 dei partenopei lo scorso luglio aveva dichiarato di aver rifiutato un'offerta di 2 miliardi e mezzo per tutto il gruppo Filmauro, SSC Napoli e SSC Bari. Da Milano fanno sapere che difficilmente ne accetterà un'altra, proprio ora che il Napoli è primo in Serie A e ha chance di vincere il campionato. Al termine della stagione, concludono i colleghi di Milano Finanza, magari con quello scudetto sul petto che manca dai tempi di Maradona in azzurro, le cose potrebbero cambiare. Quindi ci sono voci per una società
con il bilancio ovviamente in equilibrio, una delle poche in Serie A, che ovviamente fa gola a tanti investitori. Andiamo a leggere anche quelle che sono state le parole ai nostri microfoni a CN24 Live dell'assessore allo sport del comune di Napoli, Emanuela Ferrante, che ha parlato, ci ha dato qualche indicazione in più di quelle che saranno, di come saranno spesi i 2 milioni. Notizia anticipata proprio dal sindaco Gaetano Manfredi nella giornata di ieri. Sono stati stanziati dalla città metropolitana di Napoli ben 2 milioni per lavori di ristrutturazione allo stadio Maradona. E allora, queste le parole ai nostri microfoni di Emanuela Ferrante. Noi interverremo per fare messa in sicurezza di alcuni punti del Maradona ed implementare posti per disabili all'interno. Quanto accaduto, ovviamente si rifà a quelle immagini che abbiamo visto di un mesetto fa, quando è stato denunciato da parte di alcuni disabili di non aver potuto accedere e vedere la partita in una porzione dello stadio a loro concessa, perché alcune persone vietavano o impedivano appunto ai disabili di poter assistere al match. Quanto accaduto non dipende dalla mancanza di posti per disabili, ma il problema è che tutti dobbiamo rispettare i posti assegnati. Chi non è disabile non può occupare quel posto, dobbiamo pretendere che ci sia controllo. Quando abbiamo un posto prenotato in tribuna, pretendiamo di trovare il posto, ed a maggior ragione per i disabili che hanno più difficoltà. Poi le parole sulla partita tra Italia e Inghilterra per la prima partita delle qualificazioni della nazionale per gli europei, che si terrà appunto allo stadio Maradona. C'è stata una volontà di premiare quanto sta facendo il Napoli, ma anche per il popolo napoletano. Sembra effettivamente che Napoli possa tornare ad essere centrale al centro dello sport italiano. L'evento di ieri con la presenza di Gravina significa che ci considerano come una città che può fare tanto. In quest'ottica speriamo di ricevere altro. Ieri si parlava di finanziamenti per fare altri campi di calcio, noi lo speriamo. Queste le parole ai nostri microfoni, quindi dell'assessore allo sport del comune di Napoli. C'è anche una notizia di calciomercato, andiamo a leggerla insieme. E riguarda l'interessamento del Napoli per Frattesi, centrocampista del Sassuolo. Ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva l'amministratore delegato del club Carnevali, Giovanni Carnevali, che ha parlato appunto dell'interessamento per Frattesi di vari club di Serie A. Andiamo a leggere quelle che sono state le sue parole. Alla domanda sta aspettando una chiamata dalla Roma, qui c'è da fare un piccolo incipit. Lo stesso Frattesi aveva dichiarato qualche giorno fa che il suo sogno sarebbe quello di tornare alla Roma. Infatti il giocatore è cresciuto nelle giovanili della Roma, fu preso dalla Lazio e poi ceduto gratuitamente alla Roma, e dopo tanta gavetta anche nella serie cadette tra Ascoli e Monza è tornato in Serie A appunto al Sassuolo, dove sta mettendo in evidenza tutte le sue capacità, che hanno attratto appunto l'attenzione tra tanti club, anche quella del Napoli. Sta aspettando quindi una chiamata dalla Roma. Le parole di Carnevali sono state: beh, io l'aspetto non solo dalla Roma ma anche da altre società, è un giocatore a cui vorremmo dare la possibilità di andare in un grande club. In questo senso non abbiamo mai rifiutato niente a nessuno, se saranno soddisfatti ovviamente le nostre richieste. Lui sa che deve crescere un po' di più, fare qualcosa in più. Sono convinto che nella seconda metà di stagione consacrerà le sue caratteristiche. Nel periodo estivo vedremo che tipo di possibilità ci sono. Qualche offerta c'è già stata, anche se non direttamente dalla Roma ma dall'estero, ma credo che a gennaio difficilmente cederemo i nostri giovani più importanti. Quindi un indizio importante potrebbe essere quello che comunque, anche se il Napoli avesse intenzione di prelevare il giocatore a gennaio, probabilmente troverà le porte chiuse da parte del Sassuolo, che tramite le parole del suo amministratore delegato fa sapere che molto difficilmente cederà chiunque dei suoi gioielli nel mercato di gennaio.
Torniamo in studio anche per completare il quadro del calciomercato. Perché tramite Sky, tramite il collega Luca Marchetti di Sky, ci sarebbe l'interessamento da parte della Salernitana per Diego Demme, centrocampista del Napoli, che sta trovando poco spazio in azzurro, appena 19 minuti giocati in questa prima parte di stagione per il centrocampista tedesco, che scalpita per avere più spazio. È anche vero che è stato colpito da qualche infortunio che non gli ha permesso di essere sempre a disposizione. Marchetti ci fa sapere che ovviamente l'eventuale passaggio del calciatore all'Arechi dipenderebbe dalla volontà del calciatore stesso, e solo in quel caso ovviamente il Napoli dovrebbe ovviamente tutelarsi andando a trovare un sostituto. Queste quindi quelle che sono le notizie principali di giornata per quanto riguarda il Napoli, e non solo. Ovviamente ha tenuto banco, e non potrebbe che essere così, anche il tornado che ha colpito ovviamente la società della Juventus. Tante sono uscite anche altre intercettazioni telefoniche. Ovviamente indagherà la procura. Quello che potrebbe rischiare il club bianconero va da una semplice multa o addirittura alla retrocessione, se dovessero essere confermati alcuni inganni dal punto di vista ovviamente del bilancio, che avrebbero concesso in maniera regolare all'ex club di Agnelli. Ricordiamo che il CDA nella persona del presidente Agnelli, di Maurizio Arrivabene, quindi tutto il CDA della Juventus si è dimesso. Quindi di conseguenza la Juventus rischierebbe, qualora avesse toccato quelle che sono le carte per l'iscrizione al campionato, rischierebbe addirittura la retrocessione. Questo ed altre notizie ovviamente vi invitiamo a seguire il sito www.calcionapoli24.it per tutte quelle che saranno anche le notizie da qui tutta la serata, e ovviamente quello che è il live. Ovviamente vi rimanete in contatto per seguire anche dai nostri inviati in Turchia, Manuel Guardasole e Claudio Russo, tutte quelle che sono le novità del ritiro invernale del Napoli in Turchia. Da Calcionapoli 24 è tutto, Alessandro Marrazzo vi saluta, grazie e alla prossima.